Adesso aspettiamo domani mattina quando si riunisce la Commissione e speriamo che questo ricorso che ho presentato venga accolto favorevolmente. Lista dei popolari di Fabio Bui sub iudice. Entro domani sera i giudici della Corte d'Appello di Venezia dovranno decidere se accogliere il ricorso predisposto nella notte da un pool di avvocati e riammetterla. Il problema è il ritardo con cui è stato presentato un documento, la nomina dei sottoscrittori del candidato presidente. È proprio un cavillo giuridico che peraltro penalizzerebbe noi stessi come lista, perché non avremo i delegati e i seggi sul Presidente che controllano i voti del Presidente, mentre sono passati gli stessi che controllano le nostre liste che sono state approvate in tutte le province. È proprio una questione formale, anche di difficile comprensione anche da parte di noi stessi. Una questione formale che rischia di essere sostanziale per l'ex presidente della provincia di Padova e la sua squadra. Attendiamo fiduciosi il parere della Corte d'Appello, altrimenti si andrà al TAR. Si andrà al TAR quindi bloccando tutte le procedure elettorali per una settimana almeno. È un danno molto grave che stanno facendo a un candidato che è il sottoscritto, che doveva impegnarsi in questi giorni in questa campagna. Risolta in mattinata al Tribunale di Verona l'altra contestazione, quella mossa al simbolo di Resistere Veneto, la lista di Riccardo Szumski. Sarebbe stato copiato, questo è il motivo della contesa. Al centro il leone di San Marco in Moeca, simile cioè a un granchio che fa la muta nella sua posa con le ali raccolte a ventaglio. Per il candidato presidente una manovra leghista, fatto sta che Szumski si è presentato in tribunale col suo avvocato, uscendone poco prima di mezzogiorno vittorioso. Certo che è un po' strano che ci sia stato sempre a Verona prima una contestazione sulle firme, su ben 400 firme che poi abbiamo risolto perché erano del tutte legittime, e poi sia arrivata proprio a Verona una contestazione da parte di terzi rispetto al nostro simbolo dichiarato confondente. Bene, insomma, con quello che abbiamo presentato di documentazione tutto è stato appianato e siamo ufficialmente pronti alla campagna elettorale. Sempre in queste ore era aleggiata un'altra ombra sulle liste depositate, non di un outsider questa volta, ma addirittura di Fratelli d'Italia. Il coordinatore regionale Luca De Carlo non perde però il proverbiale aplomb e smentisce. Abbiamo un verbale che dice che è tutto a posto, un verbale consegnato dalla Corte d'Appello, quindi è una non polemica secondo me. Nessuna integrazione di documenti, afferma De Carlo. Ma siccome non ci ha chiesto nulla a nessuno, anzi ci ha mandato un verbale dicendo che è tutto a posto, non vedo perché avrei dovuto fare cose in più.